Il canto 26 dell'Inferno è chiamato anche spesso il canto dei consiglieri fraudolenti. Consiglieri fraudolenti è il termine usato nella maggior parte dei testi. Qualche critico ha trovato questa semplificazione non corretta e ha proposto di chiamarlo più esattamente orditori di inganni. Non solo consiglieri, ma chi combina inganni. Il canto 26 comincia in una strana maniera, con una apostrofe famosissima. Un'apostrofe a Firenze, che adesso leggeremo, ma che fa capire che Dante la scrive dopo due canti, il 24 e il 25, dove si parla di ladri. I ladri non sono trattati come gli altri, sono trattati più a lungo. E i ladri citati nel canto 25 sono tutte persone importanti, spesso implicati in affari politici, qualcuno invece che si presenta dappertutto come un mendicante povero e che ruba dappertutto. Ce n'è poi un gruppo preceduto da una delle figure più losche di tutto l'inferno, Vanni Fucci. All'inizio del canto 25 lo troviamo, è quello di cui si dice «Son Vanni Fucci, ladro e pistoia mi fu degna tana». Dopo di essere stato scoperto da Dante, è irritato e allora si sfoga contro Dante e profetizza tutta una serie di sventure per Firenze, per i bianchi, e Dante in quel tempo era già stato condannato, espulso da Firenze, era un condannato a morte praticamente. Canto il 25, terribile. Uno dei capolavori a cui sia mai arrivata l'immaginazione umana, ha detto il De Santis. Quindi, canto da far rabbrividire, è quello in cui la punizione dei ladri è più evidente, una condanna orrenda. È fatta questa punizione da serpenti. Il serpente, nella tradizione biblica, è l'ingannatore, colui che veramente inganna, che fa traviare Eva e Adamo, che lo persuade dicendo sarete come dei, diventerete come Dio. E i serpenti sono lo strumento della punizione, aggrediscono. Quel Vanni Fucci viene proprio aggredito a un certo momento dai serpenti. Ma la punizione vera è narrata in tre fasi, in tre tipi di fasi. Si va dalla trasformazione dei serpenti in uomini e degli uomini in serpenti. L'uomo viene derubato del corpo. Canto terribile. Quando finisce, continua nel canto 26. Adesso cominciamo a leggere insieme. Se avete il testo, mi seguite. Godi Fiorenza,
poi che sei sì grande che per mare e per terra batti l'ali e per lo inferno il nome tuo si spande. Tra li ladron trovai 5 cotali tuoi cittadini, onde mi vien vergogna, e tu in grande orranza non ne sali, ma se presso al mattin del ver si sogna, tu sentirai di qua da picciol tempo di quel che prato non caltri ti agogna. E se già fosse, non saria per tempo, così fossei, da che pur esser de, che più mi graverà, con più ma tempo. Dunque, Fiorenza godi, dice. Dato che sei così grande, che batti le ali, che domini dappertutto, per mare e per terra. E poi aggiunge quel verso terribile. E per lo inferno il nome tuo si spande. Se si pensa che nel Palazzo del Podestà di Firenze c'era una lapide la quale diceva che Firenze è la città que mare, que terras, que continet, que totum continet orbem, quella che possiede mare e terre e possiede l'intero mondo. Tanta era la presunzione, ma anche la forza economica di Firenze, odiatissima quindi da tutte le città vicine, in particolare da Prato che nomina subito. Odiatissima e amatissima sempre da Dante, che è mortificato di aver trovato ladri di questo tipo e gravi, importanti, dei Brunelleschi di Firenze. Non è un nome detto a caso. Questa città che l'aveva condannato, e lui dice, ho trovato tra i ladroni, più di ladri, questo ladroni, aggiunge qualche cosa in più, ne trovai 5 cotali tuoi cittadini, per cui mi viene vergogna, e tu non sali in grande onore, ma se è vero che verso il mattino i sogni sono più veritieri, tu sentirai tra non molto quello che ti desidera Prato, non dico gli altri. E se fosse già capitato quello che desidera per te Prato, cioè la tua rovina, non sarebbe presto, sarebbe sempre tardi. E lui, Dante, vorrebbe che già fosse avvenuto quel male che Prato augura a Firenze, dato che deve capitare, che mi peserà sempre di più quanto più mi tocca aspettarlo, quanto più invecchio. Se capitasse presto sarebbe meglio, almeno me ne libererei. Il canto dei ladri, il cenno ai ladri, finisce qui. E vedremo che il canto, questo, il 26, continuerà con l'argomento che sarà proprio del 26esimo, anche nel 27esimo, che è il fratello vero e proprio del canto 26, degli orditori di inganni. Vediamolo. Ricomincio dal verso 13. Noi ci partimmo e su per le scalee che ne aveva fatti i borni a scender pria, rimontò il duca mio e trasse me. E proseguendo la solinga via tra le schegge e tra i rocchi dello scoglio, lo pie senza la man non si spedia. Allor mi dolsi ed ora mi ridoglio quando drizzo la mente a ciò che io vidi, e più lo ingegno a freno che io non soglio, perché non corra che virtù non guidi, sicché se stella buona o miglior cosa m'ha dato il ben, ch'io stesso non mi invidi. Io credo che
tutto vi aspetterete tranne queste battute, che sono assolutamente inattese. Partimmo e su per le scale c'è un piccolo ponte da percorrere che ci aveva resi, e qui è scritto e nei testi c'è una grande conquista, la maggior parte i borni, non lo scrivono più gli editori moderni, scrivono i borni. E c'è stato un grande studioso, il Pagliaro, che ha fatto la proposta ed è parsa veramente ragionevole. E i borni vuol dire eburnei, che ci aveva fatto impallidire. Su per le scale che ci avevano fatto impallidire per la fatica, rimontò il Duca mio e trasse me, e proseguendo per la strada solitaria tra le schegge e tra i massi dello scoglio, il piede senza la mano non si spediva, bisognava aiutarsi con le mani per avanzare. E dovevo aiutarmi assolutamente, se no cadevo. Allora mi dolsi. E questo che dicevo, l'aspetto assolutamente inatteso. Ed ora mi ridoglio, quando drizzo la mente a ciò che io vidi. Dolsi, provai dolore. E adesso che scrivo lo provo nuovamente, quando torno con la mente a quello che vidi e freno di più l'ingegno più di quanto non sia solito, perché il mio ingegno non corra senza la guida della virtù, e vuol dire della coscienza. Perché non vada avanti con indifferenza per la coscienza, che sarebbe una azione, una scelta di una gravità terribile. E freno il mio ingegno. Mi soffermo solo un secondo. Pensate a quello che hanno pensato i romantici, a cominciare da De Santis. Per loro, grandi chi sono? Quelli che fanno gli sforzi, quelli che sfidano la divinità, le grandi personalità che si infischiano di Dio. E Dante qua scrive: io mi pento, piango e non voglio che il mio ingegno vada fuori strada. Non lo voglio assolutamente. Non deve correre senza la guida della virtù. Così che, se il buon influsso degli astri, o Dio stesso, o miglior cosa mi ha dato il bene dell'intelletto, che non sia io che me ne privo con le mie mani. Cosa è capitato? Che cosa ha capito? Quello che segue. Adesso te lo spiega subito. Quanto il villan che al poggio si riposa, nel tempo che colui che il mondo schiara la faccia sua a noi tien meno ascosa, come la mosca cede alla zanzara, vede lucciole giù per la vallea, forse colà dove i vendemmia e ara, di tante fiamme tutta risplendea l'ottava bolgia, sì com'io m'accorsi, tosto che fui là dove il fondo parea. Quello che l'ha sorpreso assolutamente è di vedere tutta una valle piena di luci, di piccole luci. Lui le vede piccolissime. E c'è un paragone preso dall'esperienza dei contadini, ma probabilmente i miei allievi si ricorderanno che io dissi che questa scena io l'ho vista. La scena della valle piena di lucciole. Sì, 59 anni fa ricordo che ero a Camaldoli e ero in compagnia di altri giovani. Mi mossi un pochino appena fuori dall'eremo e vidi questa scena.
tutta una valle grandissima, illuminata da un numero sterminato di lucciole. Dante descrive, io l'ho visto coi miei occhi questa scena, adesso le lucciole sono scomparse dappertutto, ma era evidentemente qualcosa di indimenticabile. Dio Signore, ormai si deve entrare, fatelo entrare. Dunque, quante lucciole, occorre passare dal verso 25 alla parola al verso 29. Quante lucciole vede il contadino che si riposa al poggio. Nel tempo in cui il sole che schiara il mondo tiene a noi meno nascosta la sua faccia, cioè d'estate, quando, adesso parla del tempo della giornata, quando la mosca cede alla zanzara. Quante lucciole vede il contadino giù nella valle, là forse dove lui vendemmia e ara, di tante fiamme tutta risplendea l'ottava bolgia. Sì, come io mi accorsi, tosto che fui là dove era evidente il fondo. Dunque vede una quantità enorme di apparenti lucciole, ma non sono tanto apparenti. Sono come delle sfere luminose e un numero sterminato. E quale quei che si vendiò con gli orsi vide il carro d'Elia al dipartire quando i cavalli al cielo erti lavorsi, che non potea sì con gli occhi seguire che il vedesse altro che la fiamma sola, sì come nuvoletta in su salire, tal si muove ciascuna per la gola del fosso, che nessuna mostra il furto, ed ogni fiamma un peccatore in vola. E qui c'è un paragone tratto dalla Bibbia. Come colui che si vendicò con gli orsi è il profeta Eliseo, che era stato beffeggiato lungamente da una squadra di ragazzi. E lui fu vendicato dalla presenza di orsi che gli sbranavano. Come colui che si vendicò con gli orsi, vide, questo Eliseo, il capo del suo maestro, che è il profeta Elia, che stava andando con lui e che poi si muove e vede arrivare vicino un carro di fuoco sul quale è trascinato e lo vede salire al cielo. E allora lui, se vi ricordate, chiede che il profeta Elia gli dia qualche cosa e lui rimane con mezzo manto di Elia. Come colui che si vendicò vide il carro di Elia al dipartire da terra e sollevarsi verso il cielo, quando i cavalli al cielo erti levorsi, che non poteva seguire con gli occhi e non vedeva nient'altro che la fiamma sola salire in su come una nuvoletta, tale, così si muove ciascuna delle false lucciole nel fondo del fosso, che nessuna mostra il furto, cioè ciò che ha rubato. Dentro a queste sfere c'è l'anima del dannato, rubato anche lui, coperto. Chi ordisce inganni non lo fa cercando l'evidenza, anzi, più nascosto che può. E vedremo che su queste parole si gioca proprio all'inizio del canto 27. Nessuna mostra le persone che stanno all'interno,
di queste sfere. E ogni fiamma porta con sé un peccatore. Dante capisce che per quegli orditori di inganni la pena è di essere dentro a un globo infuocato. E io stavo sopra il ponte, stando in piedi per vedere, sì, che se io non avessi un ronchion preso, caduto sarei giù senza essere urto. Stava sopra il ponte e cercavo di vedere meglio giù, e se non mi fossi afferrato a qualche cosa di saldo, sarei caduto giù senza essere urtato. E il duca Virgilio, che mi vide tanto atteso, cioè così smanioso di sapere e di vedere, disse: dentro dai fuochi son gli spiriti, Catun si fascia di quel che gli è inceso. Dentro ai fuochi ci stanno le anime, le ombre dei dannati. Ciascuno di essi si fascia con la fiamma da cui è bruciato. Maestro mio, risposi io, però di udirti sono io più certo, ma già mi era avviso che così fosse, e già voleva dirti: chi è in quel fuoco che vien sì diviso di sopra, che par surger dalla pira dove Teocle col fratel fu miso? Per il fatto di sentire la tua risposta sono più sicuro, ma ero già del parere che fosse così. Avevo capito lo stesso, anche senza che tu me lo dicessi, dice lui a Virgilio. E volevo dirti, chi è in quel fuoco che vien su così diviso di sopra, per cui appaiono due lingue di fuoco, una più alta e una più bassa? Pare sorgere da quel fuoco dove furono messi i due fratelli che si odiavano, Eteocle e Polinice. Si odiavano talmente che perfino la fiamma andò una da una parte e una dall'altra, non voleva essere unita. Sembra uscire da quella fiamma, dice. Rispose a me: là dentro si martira Ulisse e Diomede, e così insieme alla vendetta vanno come a l'ira. E dentro dalla loro fiamma si geme l'agguato del cavallo che fe la porta onde uscì dai romani il gentil seme. Piangevisi entro l'arte perché morta deida mia ancor si duol d'Achille e del Palladio pena vi si porta. Virgilio dà le spiegazioni molto dettagliate. Là dentro sono tormentati Ulisse e Diomede. Ulisse, uno dei più celebri eroi dell'Iliade, ma anche lo stesso che poi diventa il protagonista dell'Odissea, vero? Diomede è un eroe valorosissimo con il quale avevano combattuto tante battaglie e vanno insieme alla punizione, sono qui puniti insieme così come andarono a quelle imprese per cui hanno meritato questo castigo. Dentro dalla loro fiamma non si vedono persone, ma ci sono. Si geme, si soffre, si sconta l'agguato del cavallo con cui i greci si erano introdotti nella città di Troia. Voi sapete che tutto l'inganno è macchinato da Ulisse. È narrato meravigliosamente nel secondo libro dell'Eneide. Se anche potete leggervelo in una buona traduzione, nulla sarà più convincente del farvi capire che il grande manovratore di tutto è Ulisse, che combina
la faccenda nel modo che sapete, io mi permetto anche di ricordarla un attimo soltanto. Dopo 10 anni i greci non erano riusciti a battere i troiani. E allora, sconfortati, accettano l'invito di Ulisse. Ritorniamo tutti nella flotta, ritiriamoci completamente, spariamo dalla vista dei troiani in maniera che siano persuasi che noi siamo andati via del tutto. Però prima prepariamo un enorme cavallo dentro al quale entreranno i più grandi eroi del nostro esercito, i quali saranno poi gli autori della sconfitta dei troiani, quando scenderanno dal cavallo. Ma per combinare tutta la faccenda occorre che il cavallo sia fatto entrare dentro le mura di Troia. E allora vengono fatti strani, come quello di Laocoonte, che ricorderete, che è un sacerdote che scende con i suoi figli e prega i troiani di non aprire assolutamente, ma un drago lo aggredisce e aggredisce lui e i suoi figli e quindi non può dare il messaggio nella debita maniera, né viene ascoltato. Ma chi poi è il protagonista in questo momento della guerra è Sinone. Sinone è un greco che ha dovuto imparare tutta la manovra da Ulisse. I troiani vedono il cavallo, non vedono più la flotta, credono che la guerra sia finita, escono dalla città tutti soddisfatti e trovano un disgraziato, questo Sinone, legato e maltrattato pareva, che dice sono stato messo qui e mi hanno punito. Spiega che, che lui è un condannato, ma che la faccenda è che loro avevano già progettato di fare quel grande sacrificio portando il cavallo dentro, ecco, e che in pratica volevano attestare alla divinità che finalmente si erano resi conto di non poter risolvere. E allora cosa fanno? Convince i troiani a aprire le mura, portare il cavallo dentro e dopo capita tutto. Il dramma è narrato, vi dico, meravigliosamente da Virgilio nel secondo canto dell'Eneide. Quindi dentro dalla fiamma si sconta l'agguato del cavallo che fece la porta, le mura furono rotte e dalle mura dove era penetrato il cavallo portando tutti gli eroi greci che di notte poi si impadronerono della città, da quella stessa porta uscirono anche Enea con il padre, con il figlio e con altri che poi vennero in Italia e dettero origine all'impero romano. A Roma, ecco, un pochetto alla volta, da cui uscì il nobile seme dei Romani. Prima causa. Vi si piange entro l'arte perché morta Deida mia, ancor si duol d'Achille. Chi è questa Deida mia? Deida mia è una delle figlie del re di Comede, da cui era stato portato Achille. La madre sapeva benissimo che se fosse andato in guerra sarebbe morto e aveva portato nella corte del re, ecco, e lì addirittura l'avevano vestito da ragazzetta, questo Achille, e lui si era poi anche innamorato di una delle figlie, questa Deida mia, che poi viene sedotta da lui e abbandonata.
E si sconta da parte di Ulisse, si sconta anche questa bravata che era stato lui a persuadere tutti i greci a far così. E si sconta anche la pena per il Palladio. Era l'impresa fatta insieme da Ulisse e Diomede di riuscire ad entrare in Troia, a rapire la statua di Pallade che non doveva essere toccata e che sarebbe stata la salvezza di Troia finché rimaneva nella città, ma rapita avrebbe condannato la città alla fine. Dunque 3 motivi per i quali Ulisse è condannato tra i consiglieri fraudolenti. Riprende Dante. Se i posson dentro da quelle faville parlare di Sio, maestro, assai ten priego e ripriego, che il priego vaglia 1000, che non mi facci dell'attender niego, finché la fiamma cornuta qua vegna. Vedi che del desio ver lei mi piego. È di un'insistenza impressionante. Se possono parlare dentro a quei fuochi, dissi, te ne prego e ti riprego e prego questa, è la mia preghiera. Spero che valga 1000, in maniera che tu non mi dica di no, non mi faccia aspettare finché la fiamma cornuta, la fiamma in cui sono insieme Ulisse e Diomede, che appare una fiamma a 2 punte, ecco perché è cornuta, qui venga, vedi che dal desiderio mi piego tutto verso di lei. Ed è lì a me. La tua preghiera è degna di molta lode e io però l'accetto, ma fa che la tua lingua si sostegna, lascia parlare a me, che io ho concetto ciò che tu vuoi, che sarebbero schivi perché i fuor greci forse del tuo detto. La risposta è assolutamente inattesa. La tua preghiera, la tua insistenza è degna di lode, ma sì, no, io l'accetto questa tua richiesta. Ma tu taci, parlo io. Lascia parlare a me. Ho capito quello che tu vuoi, sappi che loro, che sono greci, che sono molto orgogliosi e che disprezzano tutti gli altri, trattano tutti gli altri come pezzi da piedi, non si metterebbero neanche a parlare con uno come te. Sarebbero schivi. Forse, perché fuori greci, di quello che hai detto. E allora, poi che la fiamma fu venuta quivi dove parve il mio duca a tempo e loco, in questa forma lui parlava e audivi. O voi che siete 2 dentro ad un fuoco, s'io meritai di voi, mentre che io vissi, s'io meritai di voi assai o poco, quando nel mondo gli alti versi scrissi, non vi movete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Nel frattempo la fiamma che conteneva le 2 ombre di Ulisse e Diomede si avvicina a Virgilio e a Dante. Fu venuto tanto vicino dove parve tempo e posto opportuno alla mia guida, cioè Virgilio, io udii lui parlare in questa forma. Non so se vi siete accorti della differenza di tono. Qui il tono si è alzato, perfino audivi, vero? Ho sentito, non dice... adopera tutti i termini molto scelti, molto elevati, come così prima nell'insistenza, ecco, di Dante. E lui cominciò a dire, o voi, e si rivolge a queste 2 persone così importanti, che siete 2 dentro ad un fuoco, se io ho meritato di voi mentre che vissi, s'io meritai di voi assai o poco quando nel mondo scrissi gli alti versi, non vi movete.
Se io meritai di voi, dice, se io ho meritato di voi. Qui vi dirò che c'è perfino qualche commentatore che è arrivato a dire Virgilio forse si presenta come se fosse Omero. Aveva meriti Omero nei riguardi di Ulisse e di Omero. Era quello che aveva cantato di loro in maniera maggiore di ogni altro. Se io ho meritato di voi assai o poco, quando nel mondo scrissi gli altri versi, non vi muovete. Ma uno di voi dica dove per lui perduto a morir gissi. Dunque questo personaggio di Ulisse è uno dei massimi miti di tutta l'antichità. Quanti hanno parlato di lui? Una moltitudine di poeti latini, greci e latini, moltissimi, ma perfino nel Medioevo se n'era parlato moltissimo. E qui c'è un cenno che fa capire benissimo la parola perduto che abbiamo appena letto, dove per lui perduto, è un termine proprio della letteratura cavalleresca del Medioevo, dove l'eroe che vuol compiere una grande esperienza parte da solo per sperimentare o trovo questo o perdo la vita, ma non importa. E il termine perduto è proprio del perdersi, dell'arrivare a perdersi, è un termine usato, proprio molto usato nei poemi cavallereschi medievali. Ma certo nessuno ne aveva parlato più di Omero e di Virgilio, nessuno. Dica, spieghi dove lui che si è perduto è morto, dove è andato a morire. Questo problema della morte di Ulisse era uno dei problemi che era stato accennato anche da altri poeti minori latini e anche medievali. Ed erano state espresse opinioni varie, ma niente di preciso. Chi prende in mano l'argomento è Dante, che del mito di Ulisse è arrivato a fare qualcosa che certamente è più grande del mito omerico. E questo è ormai riconosciuto. La figura dell'Ulisse dantesco è più grande di quella. Guardate che occorre un coraggio per dirlo, ma è più grande del mito omerico. E capiremo subito perché. E adesso sentiamo: lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando pur come quella coi vento a fatica, indi la cima qua e là menando come fosse la lingua che parlasse, gittò voci di fuori e disse: quando mi dipartii da Circe che sottrasse me più d'un anno là presso Gaeta prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio né la pietà del vecchio padre né il debito amor lo qual dovea Penelope far lieta vincer potero dentro me l'ardore ch'io ebbi a divenir del mondo esperto e delle vizi umani e del valore, ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna picciola dalla qual non fui diserto. Allora il maggior corno, tra i due il maggiore è Ulisse, parla lui, ma notate, 6 versi prima di riuscire una parola. Questo artista della parola, l'incantatore, che era riuscito a persuadere in tutte le sue imprese, prima di spiaccicare la parola quando 6 versi. Non c'è da stupirsi. Nel canto successivo c'è un'altra dei personaggi grandiosi di Dante, delle invenzioni più straordinarie, è la vicenda di Guido da Montefeltro. Guido da Montefeltro, un altro artista, un politico di classe, tanto da essere chiamato come consulente da Bonifazio VIII.
ci mette 12 versi prima di dire la prima parola. Quindi non è un caso. Gli artisti sono puniti, questi artisti della parola sono puniti anche in questo. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi, a muoversi, mormorando, manda un mormorio prima, pur come quella su cui soffia violento il vento. Indi, menando la cima qua e là, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando mi dipartii da Circe, che sottrasse me più di un anno là, presso Achaita, prima che Enea la chiamasse con questo nome, né dolcezza di figlio, la bontà di mio figlio Telemaco, né la pietà, né il doveroso rispetto e amore verso mio padre, del vecchio padre Anchise, né il dovuto amore con cui io dovevo far lieta Penelope, furono in grado di superare dentro di me l'ardore che io ebbi a divenire esperto del mondo e dei vizi umani e del valore, di ciò che c'è nel mondo di buono e di cattivo. Ma misi me per l'alto mare aperto, con una sola nave e con quella piccola compagnia dalla quale non fui abbandonato. Dunque, già si è presentato come l'uomo che vuol, dopo di aver tanto penato, sappiamo benissimo, 10 anni di guerra, 10 anni di viaggi. 10 anni di viaggi sono quelli narrati nell'Odissea. E finalmente negli ultimi libri dell'Odissea si racconta che lui arriva, si vendica dei proci, dei pretendenti della moglie e ritorna a casa sua. Ma non è lieto, non è soddisfatto. È un uomo che vuol conoscere. Ora, cosa dice Aristotele? Dovrei domandare ai filosofi là in fondo. Cosa dice Aristotele? Che il più grande desiderio dell'uomo è il desiderio di conoscere, il desiderio di conoscere. E Dante, e ci domandiamo, di chi parla? Ma ci accorgeremo presto che parla di se stesso. Lui è un altro uomo che è pieno del desiderio di conoscere. Ma dovremo ragionare su questi aspetti più tardi. Misi me per l'alto mare aperto, con un legno, una sola nave, e con quella piccola compagnia da cui non fui abbandonato. Cosa c'era stato prima di lui? C'era stato chi aveva compiuto grandi imprese. Chi? Alessandro Magno solo. Chi ne ha parlato lungamente? Curzio, grande storico, ecco. E ha parlato di quella impresa fatta in 10 anni da Alessandro Magno, in cui praticamente occupò tutto l'Oriente occupabile. L'Oriente l'aveva percorso Alessandro. Cosa vuol fare Ulisse? Lui pensa allora a conoscere l'Occidente e prima di tutto il Mediterraneo, e lo viene a conoscere tutto. E vediamo come dice: vidi l'un lito, il lito d'Europa e il lito dell'Africa, tutto fino alla Spagna, fino al Marocco e l'isola di Sardi, la Sardegna, e le altre isole che quel mare bagna l'intorno. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi. Quando venimmo a quella foce stretta dov'Ercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Dicevano, vero, non plus ultra, non si può andare al di là, non si deve, interpretavano. Eravamo vecchi e lenti,
quando giungemmo allo stretto di Gibilterra, diremo noi, vero? Le colonne d'Ercole le chiamavano, dove Ercole mise i suoi segni perché l'uomo non vada oltre. Mi lasciai Siviglia alla destra, dall'altra mi avevo lasciato la città araba di Ceuta, e qui c'è la famosa orazione con cui persuade i suoi compagni. O frati, dissi, che per 100 miglia perigli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia dei nostri sensi che è del rimanente, non vogliate negar l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatte non fosti a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. 9 versi. O fratelli, non sono più i compagni, non sono più i compagni di viaggio, aiutanti, no, fratelli, che attraverso 100.000 pericoli, il termine è iperbolico, ne avevano superati tanti, ma proprio 100.000, ecco, siete arrivati all'Occidente, alla fine del mondo occidentale, o come dice qualcuno, al momento in cui occidit vita nostra, finisce la nostra vita. Siamo arrivati alla fine della vita, che è un'interpretazione non così lieve. Siete giunti all'Occidente, a questo così piccolo tempo di vita che ci rimane, a questo poco tempo, non vogliate negare l'esperienza del mondo senza gente, seguendo il cammino del sole. È un caso. Nel 1291 erano partiti 2 fratelli Vivaldi da Venezia, partiti da Gibilterra, spariti, non più tornati. Dante evidentemente, come tanti altri, era rimasto colpito da questo mancato ritorno. Ma Ulisse vuol farlo, seguendo il cammino del sole. E dice, non vogliate privarvi dell'esperienza del mondo senza gente. Sapevano che non era, pensavano che fosse un mondo disabitato. Considerate la vostra stirpe umana. Siete stati fatti non per vivere come bruti, come essere irragionevoli, ma per seguire virtù e conoscenza. È stato detto da qualche commentatore che si tratta di questa terzina, che si tratta di un sillogismo. Considerate la vostra stirpe umana, razionale. Non siete stati fatti a vivere come bruti. Quindi siete stati fatti per seguire virtù e conoscenza. I miei compagni, io resi così desiderosi con questa orazione picciola, al cammino, così smaniosi di compiere questo cammino, che a fatica poi li avrei trattenuti. E volta la nostra prora nel mattino, è la parte finale della nave, e quindi la prora è nel senso opposto. Dei remi facemmo ali al folle volo, sempre acquistando dal lato mancino, cioè da sinistra. Eccolo immerso nell'immenso oceano, con questa piccola compagnia. E guarda, che cosa guarda? Il cielo guarda. Tutte le stelle là dell'altro polo vedea la notte. Anche qui l'interpretazione è la notte vedeva o noi vedevamo di notte tutte le stelle dell'altro polo.
non cambia il senso fondamentalmente. E il nostro polo era tanto basso che non si vedeva più fuori dal suolo marino, solo mare da tutte le parti. 5 volte racceso e tante cancellato, sparito, era il lume sotto dalla luna. Erano passati 5 mesi da quando eravamo entrati al di là delle colonne d'Ercole, quando n'apparve una montagna, bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non n'avea alcuna. Una montagna altissima che appare, bruna per la distanza, tanto alta che io non ne avevo mai vista una più alta. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto che dalla nuova terra un turbo nacque e percosse del legno il primo canto, 3 volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù, come altrui piacque. Infin che il mar fu sovra noi richiuso. Vista la montagna, provano una grande emozione, felicità, si può approdare da qualche parte. Vedono terra e tosto tornò in pianto, ma la felicità dura poco tempo. Perché? Dalla nuova terra, vista, nacque un turbine che percosse la prima parte della nave e la fece girare 3 volte con tutte le acque e sollevò la poppa in su e poi e la prora naturalmente calò in giù come altrui piacque, come è piaciuto a una potenza maggiore. E vuol dire a Dio, come piacque a Dio, fino a che il mare si chiuse sopra di noi. Il canto successivo comincia col dire: già era dritta in su la fiamma e queta per non dir più. Ecco, tace, lui tace e non parla più, ma se ne andava licenziato dal dolce poeta, quando un'altra subentrò. Ora, il canto è sorprendente. Nell'interpretazione di questo canto direi che tutti i maggiori critici hanno dato nella loro soluzione, tutti. Comincio con leggervi qualche riga della storia della letteratura di De Santis. Ulisse, che ha varcato i segni di Ercole, è travolto nelle acque per giudizio di Dio, come a lui piacque. Pure un po' dell'audacia di Ulisse è ancora in Dante, che gli mette in bocca nobili parole e ti fa sentire quell'ardente curiosità del sapere che invadeva i contemporanei. Ti par di assistere al viaggio di Colombo. Il peccato diventa virtù. Se la logica ghibellina pone in inferno l'autore dell'agguato contro Troia, radice dell'impero sacro romano, la poesia alza una statua a questo precursore di Colombo che indica col braccio nuovi mari e nuovi mondi e dice: compagni, considerate la vostra semenza. Ulisse è un grand'uomo, solitario, di male bolge. Tutto il periodo trattato da Dante in questa seconda decina dal 18 direi al 30. È una piramide piantata in mezzo al fango. Il comico penetra da tutti i lati, traendosi appresso il lordo, l'osceno, il disgustoso. Lo spirito divenuto malizia è qui decaduto, degradato, e con lui si oscura la nobile faccia umana. Ulisse stesso, per la sua malizia,
ha la sua figura coperta e fasciata dalle fiamme. Siamo in un mondo comico. Sono passati tanti anni da questa interpretazione, che non è più accettata da nessuno. Lentamente la critica ha capito che Ulisse non è intanto in un mondo comico. Di comico non abbiamo sentito proprio assolutamente niente. Anzi, è una tragedia dietro l'altra, una condensazione di tragedie. Ma come viene interpretato allora questo canto? Che personalità è quella di Ulisse? Diciamo subito. Perché è all'inferno? Chi lo dice? Per 3 motivi. Per l'agguato del cavallo, per la questione di deidamia di cui ha la responsabilità e per aver rapito il Palladio, la statua di Pallade. Quindi il motivo è detto chiaramente. Non è all'inferno per il viaggio. Nessuno più sostiene che sia condannato per il viaggio. Ma allora perché Dante dice il folle volo? Perché le soluzioni proposte quali sono? La maggior parte dice, no, qualcuno dice per la sua superbia, perché vuol fare qualche cosa che non ha diritto di fare. E Dante perché prima aveva detto allora mi dolsi ed ora mi ridoglio? Perché evidentemente aveva passato un periodo di vita in cui aveva dimenticato di muoversi con virtù e conoscenza, con la coscienza morale, e voleva solo la scienza senza la coscienza. Ma non è questa la risposta soddisfacente. Impreca Ulisse per non essere riuscito nell'impresa? No, non impreca assolutamente. Dice come altrui piacque, come è piaciuto a Dio. Cioè riconosce i limiti. E che cosa mette in risalto Dante? Mette in risalto che quella montagna è la montagna del purgatorio. Nel grande progetto di Dante, la grande montagna intravista da Ulisse è la montagna del purgatorio. Chi arriva al purgatorio? Colui che è morto in grazia di Dio. Se no, non si arriva al purgatorio. Lui è un uomo che non ha avuto la rivelazione, non ha avuto la grazia di conoscere la rivelazione divina, è nelle stesse condizioni in cui si era trovato Dante quando aveva visto nel canto quarto dell'inferno, nel limbo, quando si era trovato con i grandi spiriti, i grandi filosofi, i grandi poeti, che non erano condannati, avevano inventato il limbo. Era stato inventato attorno al 1200, è un'invenzione ecclesiastica. Proprio Benedetto XVI ha detto guardate che il limbo non esiste, quindi tanto per rassicurare qualcuno. Ecco. E quindi era nelle condizioni di Virgilio, che non aveva avuto la grazia. Ma c'è un passo in cui Virgilio mette con più evidenza questi aspetti di cui stiamo parlando. Sì, è il canto terzo del Purgatorio. Se avete il testo intero della commedia, non fate fatica. È al verso 34 del canto terzo. Mi spiace che forse vi siete venuti con l'inferno solo e non avete un'edizione intera, ma chi ce l'ha può seguirmi. Di che cosa parla in questo passo, quello
Ve lo riassumo rapidamente. In questo passo Dante, che è con Virgilio, vede le anime del purgatorio, ma a un certo momento, quando sorge il sole, si accorge che il suo corpo, che è un vero corpo umano, fa ombra e non vede l'ombra di Virgilio. E allora si gira, spaventato di aver perso la guida. E Virgilio gli dice: non credi tu me, Teco, e che io ti guidi? Ma cosa credi che ti abbia abbandonato? Che io abbia avuto un incarico che ti abbandoni? Perché pur diffidi, dice poco prima, è il mio conforto, perché pur diffidi, cominciò a dirmi tutto rivolto, non credi tu me, Teco, e che io ti guidi? Il mio corpo è sepolto a Napoli, dice. Se il mio corpo non fa ombra, non meravigliarti, è diafano come sono tutte le ombre che tu vedi qui. A sofferir tormenti e caldi e geli simili corpo la virtù dispone, che come fa non vuol che a noi si sveli. Dunque, dice, la potenza divina fa che noi siamo qui con l'ombra, con questo corpo apparente, diafano, e se non facciamo ombra è perché appunto è soltanto un'apparenza di realtà. Ci siamo con la nostra personalità, ma non abbiamo il corpo. E poi dice, matto è chi spera che nostra ragione possa trascorrere la infinita via che tiene una sostanza in tre persone. State contenti, umana gente alquia, che se possuto aveste veder tutto, mestiere non era parturir Maria, e disiar vedeste senza frutto tai che sarebber lor disio quetato, io che eternalmente è dato lor per lutto, io dico d'Aristotile, di Plato e di molt'altri, e qui chinò la fronte e più non disse e rimase turbato. È il passo della cosiddetta crisi di Virgilio. Virgilio è in crisi in questo momento e dice non ti ho abbandonato, e spiega perché è capitato questo equivoco da parte di Dante, ma matto è, vedete il termine matto, folle e matto non è che siano molto diversi, vero? Matto è chi spera che la nostra ragione umana possa percorrere l'infinita via che tiene una sostanza in tre persone, che parla dell'unità e della Trinità divina di Dio. Genti umane, accontentatevi di sapere quia est, dicevano nel Medioevo. Questo quia vuol dire semplicemente che. Accontentatevi di sapere che questo è il concetto che vi deve stare in testa, dell'unità e della Trinità di Dio, di sapere che è così, che se aveste potuto vedere tutto non era necessario che Maria partorisse, e tu avresti potuto vedere avere la soddisfazione, mentre quando hai visitato il limbo hai visto che c'erano persone alle quali questo desiderio è stato dato per lutto eternalmente. Io dico d'Aristotele e di Platone e di molti altri, e qui chinò la fronte e più non disse e rimase turbato. È anche lui che fa parte di questo gruppo, Virgilio. Ora, dove voleva arrivare Dante? Che scopo aveva nel scrivere questi concetti che ritornano e che cominciano allora mi dolsi ed ora mi ridoglio. E qualcuno dice, ma non c'era un passo antecedente, non c'era un passo nel canto secondo dove diceva
sto viaggio sono in grado di farlo? Io non Enea, io non Paolo sono. Non lasciarti tentare, gli dice, dalla viltà. Gli dice Virgilio duramente. Tu questo viaggio devi farlo. A te conviene tenere altro viaggio, rispose. Vero? Poi che lacrimare mi vide. Tu devi farlo questo viaggio. Perché? Perché è il viaggio che ti dà la salvezza, perché ti dà un concetto giusto. Tra l'altro poi, dove arriverà Dante? Questo viaggio dove lo porta? Lo porta sì all'inferno, ma poi in purgatorio e poi in paradiso. E come si conclude il paradiso? Con l'intervento della Vergine Maria che gli farà vedere Dio. Il punto più alto della conoscenza concesso, punto più elevato di tutti. A chi parla allora Dante? È Ulisse che parla agli uomini o è Dante che parla a noi? È una domanda che certi commentatori hanno fatto. Con questi versi meravigliosi, considerate la vostra semenza. Quante volte la scienza vuole tirare avanti senza badare alla morale? Problema gravissimo, vero? E quando la scienza se ne infischia, qualche volta poi capisce che sono delle stupidaggini. Pensate alla clonazione. No. Pensate ad aspetti come questi, in cui nella genetica si pensa di poter fare di tutto, ma anche in altri settori. E Dante pare che ci dica state ben attenti, o la scienza si accompagna alla virtù, virtù e conoscenza, altrimenti è la rovina dell'uomo. E lui, che qui funziona da protagonista, vi siete accorti che veramente è un uomo appassionato, che ha in mente un po' la sua città, è esule, ha perso tutto, ha lasciato tutto come Ulisse. Ha lasciato tutto come Ulisse. E difatti dicono i commentatori, lo dice benissimo anche Boccaccio, ha lasciato il padre, ha lasciato la madre, ha lasciato la moglie, ha lasciato ogni suo bene, ha perso tutto. E perché? Perché voleva salvare la sua dignità di uomo. E per quanto l'abbiano trattato da barattiere, ladro, lui non... Dicono che l'oro non prende macchia, vero? Ecco, vedete che ci dà sempre lezioni straordinarie di intelligenza e di morale. È molto più profondo questo canto, ecco, andrebbe spiegato molto più lentamente, ecco. E io so di non poter andare oltre, ecco, e quindi vi domando anche scusa se vi ho già trattenuto troppo, ma credo che rileggerlo dopo tanti anni di liceo non sia una perdita di tempo, sia sempre una rivelazione e sia una conquista che va fatta di tanto in tanto, ecco, con vantaggio comune di noi tutti. Va bene? Prego. Sentite.